È un omaggio agli innamorati, alla città di Bassano e ai suoi alpini questa statua dal titolo Il bacio ai piedi del Ponte Vecchio, un luogo in cui molti si sono fermati oggi nella giornata di San Valentino. È una giornata per tutti gli innamorati, quindi noi ci troviamo qui da un paio di mesi. Io sono siciliana, quindi per me è sicuramente un bel momento da vivere. È bello festeggiare l'amore. Sicuramente la cosa più importante della vita, no? L'amore. Dal 2010 questa statua omaggia l'amore, gli alpini e la città a Bassano, un'immagine plastica che riecheggia la celebre canzone. Noi ci daremo la mano e tu un bacino d'amore. Molti oggi, proprio qui, hanno celebrato l'amore. Rappresenta l'essenza dell'amore e poi la città degli alpini è ancora più simbolica. Ha un significato forse anche in questo tempo di guerra, un uomo che parte per il fronte e lascia non solo la sua donna, anche la famiglia a casa. Che cosa le evoca questo? Evoca ricordi storici per noi qui, la prima e la seconda guerra mondiale, ma adesso soprattutto con la guerra in Ucraina, insomma. Anch'io se mio marito dovesse partire per il fronte, insomma, avrei un sacco di preoccupazioni. Questa è una statua che evoca anche speranza. Da quanto siete sposati? 61 anni, 61, 61 e siamo innamorati ancora. Siamo ancora insieme. I 54 anni di matrimonio sono stati i migliori della mia vita. Come ho detto, le donne sono straordinarie. E qua ne ho una eccezionale io. Siamo qui apposta proprio per dedicarci un po' di tempo. Bassano è una cittadina veramente romantica, è molto piacevole venire a fare delle passeggiate qui. La statua del signor Morlin di Nove, l'artista Severino Morlin, è molto gettonata, la gente la richiede. Ascolti, lei ha voglia di cantarci un po' la canzoncina, se la ricorda? Sono stonato.